Aurora Pigliapochi, buonasera. Lei ha portato anche un bello striscione frustato, stropicciato, perché ne ha visto tante. Sì, beh, da un po' di mesi che gira questo striscione. E infatti si chiama Feminas del Subopolo Sardo, perché noi stiamo raccogliendo la disperazione delle donne. Le donne che non hanno i soldi per fare la spesa e portare il cibo ai loro figli. Le donne che io sento spesso al telefono e non vengono qui. Però vi posso assicurare, cari signori, che c'è gente che pensa al suicidio ogni giorno. Veramente abbiamo situazioni drammatiche, ecco perché ci tenevo a prendere la parola e vi ringrazio di averlo potuto fare. Io sono qui per abbracciare tutte queste donne, perché noi non possiamo suicidarsi. Si dovranno suicidare i politici che stanno riducendo questa terra bellissima intanto in una discarica e stanno costringendo i nostri giovani a scappare, perché nessuno lo dice. Noi abbiamo un tasso di emigrazione giovanile e che io non ho dati, perché tanto provate a notare, non ne parla nessuno. Un'ultima cosa, l'articolo 51 dello Statuto speciale. La politica cosa sta aspettando a farlo applicare? O dobbiamo prima morire tutti? Ricordiamo, Aurora, cosa dice l'articolo 51. Beh, qualora si registri appunto una situazione di crisi economica, ormai questo poi è già dimostrato da un'analisi fatta dal MISE, non è che l'abbiamo fatta noi. Certo. Allora, la regione, e hanno votato comunque tutti i consiglieri regionali, affinché venisse applicato l'articolo 51, quindi la dichiarazione dello stato di crisi. Lo Stato centrale deve prenderne atto e deve applicarlo secondo l'articolo 77 della Costituzione italiana. Allora vogliamo capire, siamo italiani? Cosa siamo? Grazie, Aurora. No, se mi consente... Sì, una rapidissima conclusione, perché il tempo sta volando. Guardi, è una cosa però importante che lo dica. Io ho accompagnato una delle nostre donne personalmente, sia da Equitalia, e sono dovuta andare 3 volte, poi, aspetti, questa gliela devo dire, all'ufficio patrimonio del comune di Cagliari. Allora, se una persona ha un modello ISEE 0 perché non ha reddito, vive in una casa popolare e paga 20 euro al mese, voi mi spiegate perché il comune di Cagliari manda una cartella ad Equitalia per 8.000 euro? Equitalia è diventata una finanziaria perché il comune ha già incassato quei soldi. Questa povera Crista, aspetti, per qui il bello, deve restituire 13.000 euro ad Equitalia. Allora, una che paga 20 euro al mese d'affitto deve restituire 13.000 euro ad Equitalia? Noi abbiamo chiesto, per favore, richiamate questa cartella, date la possibilità a questa donna di poter pagare. Quindi in sostanza no, è qui la cosa tragica. Questa donna deve richiedere aiuto ai servizi sociali perché è assistita dai servizi sociali che le dovrebbero dare 200 euro al mese per poter pagare la cartella di Equitalia. Dove vogliamo andare così? Grazie, ecco, Aurora. tutto qui. Grazie.